Tragedia a Piove di Sacco, 83enne in carrozzina travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla figlia. Un paese sotto shock, Caerano San Marco per la morte della ventenne Federica Brollo nello spaventoso incidente all'alba di ieri, fatale forse un colpo di sonno del fidanzato. Terrore nella notte a Rovigo per un pauroso incendio scoppiato in un parco commerciale che ospita anche un cinema multisala, l'edificio evacuato, 15 intossicati. Islamico radicalizzato espulso dall'Italia, era stato arrestato a Feltre un anno fa per la violenta aggressione ad un anziano in carcere, inneggiava all'attentato di Berlino. Ha sparato in aria 6 colpi di fucile per spaventare i ladri che, mettendo a segno un furto in un bar di Albignasego, ora però un 79enne rischia la denuncia. Una famiglia padovana è da 20 giorni senza gas, senza acqua calda e riscaldamento. Dal 17 novembre aspetta il nuovo contatore. Il suo è un record difficilmente battibile. Un 69enne trevigiano ha allestito 70.000 luci per il Natale. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la tragedia che si è verificata a Piove di Sacco. Una donna di 83 anni in carrozzina è stata travolta ed uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali assieme alla figlia. Travolta da un'automobile mentre attraversava le strisce pedonali su una carrozzina spinta dalla figlia, uno scontro che non le ha lasciato scampo. Maria Betto, 83 anni, residente in zona, è morta poco dopo essere giunta all'ospedale di Piove di Sacco. Poco prima, attorno alle 11:15, si trovava in via San Pio X assieme alla figlia. Mentre attraversavano le strisce pedonali all'altezza dell'incrocio di via San Rocco è sopraggiunta un'auto guidata da un altro anziano, un uomo di 87 anni, anche lui del posto. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia locale. L'automobilista, che dopo lo scontro si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi alla donna, ancora sotto shock, pare abbia detto di non avere visto l'anziana che attraversava la strada. La figlia dell'83enne è rimasta lievemente ferita. Le condizioni dell'anziana invece sono apparse subito molto gravi. Soccorsa dal personale del SUAM, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, ma tutte le cure si sono rivelate vane. La donna è spirata poco dopo. Ed ora a Caerano San Marco nel Trevigiano, dove l'intero paese è sotto shock per la morte della ventenne Federica Brollo, deceduta ieri all'alba in un pauroso incidente. Ero a letto, ho sentito una gran botta, sembrava un terremoto, proprio una gran botta. Sono uscito dal letto, ho visto la macchina dentro il fosso e i ragazzi dentro, insomma. E dopo ho chiamato io l'ambulanza e sono arrivati dopo 10 minuti. Ma quando l'ambulanza è arrivata per Federica Brollo, 20 anni, di Caerano San Marco, non c'era più niente da fare. Ferito, sotto shock, abbracciato a lei nell'ultimo disperato tentativo di proteggerla, il fidanzato Francesco Zilio, 21 anni, di Asolo, che ora dovrà fare i conti con il dolore e con l'accusa di omicidio stradale. Tradito da un colpo di sonno, sull'erba le tracce degli pneumatici, ma sull'asfalto neanche un accenno di frenata. San Vito di Altivole, alle 5:30 di ieri mattina, via Mure, i due fidanzati tornavano dalla discoteca. Una lunga serata insieme per festeggiare il primo esame all'università della ragazza. Francesco non è uno spericolato, dicono gli amici, aveva comprato il pick-up perché con una macchina di quelle dimensioni si sentiva più sicuro, ma anche l'auto più robusta che in piena corsa sbanda e si schianta contro un palo della luce e un ponticello di cemento può rivelarsi una trappola mortale. Federica quasi certamente non indossava le cinture, fatale il colpo alla testa contro il parabrezza. Il pick-up distrutto è sotto sequestro. In via degli Alpini a Caerano la famiglia Brollo è chiusa nel suo dolore. Papà Adriano e mamma Claudia aspettano che la figlia maggiore Francesca ritorni dall'Australia. Solo in quel momento si potranno celebrare i funerali. Lì dove la tragedia si è consumata resta una rosa bianca e la rabbia dei residenti. Ma questa è una strada in cui si corre abbastanza? Sì, questa sì. Non ci sono dissuasori, non ci sono velo, niente? No, su questa strada no. E corrono abbastanza velocemente anche. A volte corrono proprio anche 120-130 all'ora. E terrore nella notte a Rovigo per un pauroso incendio scoppiato in un parco commerciale che ospita anche un cinema multisala.
Le fiamme, poi il fumo acre e denso che dall'emporio commerciale si diffonde nell'edificio ed è il panico perché al piano superiore il cinema multisala Cinergia è ancora pieno di gente. Paura poco dopo la mezzanotte a Rovigo per il vasto incendio scoppiato in uno degli edifici del parco commerciale di Viale Porta Po. Subito sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco da Rovigo, Adria, Castelmassa ed Este che hanno provveduto ad evacuare le 6 sale del cinema e ad avviare le operazioni di spegnimento. Una quindicina di persone che si trovavano nello stabile sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e si sono presentate al pronto soccorso degli ospedali della zona. Non semplice l'intervento dei pompieri a causa dell'elevata presenza di materiali infiammabili nel magazzino dell'emporio, tant'è che dopo oltre 12 ore dalle prime fiamme nel primo pomeriggio il rogo ha ripreso vigore. Abbiamo attivato anche la protezione civile, quindi per dare un po' un supporto. So che ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, non solo di Rovigo ma anche di altre località vicino a Rovigo attivate. Sembra che l'incendio, però ripeto, sono in corso gli accertamenti, che sia divampato sotto le sale del cinema e poi sia salita sopra. In questo momento si è un po' ravvivato proprio perché ha raggiunto, credo siano caduti dei muri in cartongesso e quindi magari coinvolgendo altre parti di magazzini. Dai primi accertamenti, peraltro ancora in corso, pare che il rogo sia stato provocato da un cortocircuito o comunque da un guasto all'impianto elettrico dell'emporio, ma solo nelle prossime ore, ultimate le operazioni di spegnimento e smassamento, si potrà sapere con maggiore chiarezza cosa abbia generato l'incendio. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAV per valutare le eventuali ripercussioni ambientali dell'incendio. Islamico radicalizzato espulso dall'Italia, era stato arrestato a Feltre un anno fa per la violenta aggressione ad un anziano. Non solo un violento, anche un potenziale lupo solitario. Per questo è stato espulso dall'Italia e rimpatriato nel suo paese, il Marocco. Lui, 26 anni, è stato considerato pericoloso non solo per il suo atteggiamento, ma anche per le parole di vicinanza a chi aveva compiuto gli attentati terroristici di Berlino. Esattamente un anno fa il nordafricano era salito agli onori della cronaca quando, a rifiuto di un anziano di concedergli l'elemosina, lo colpì violentemente al volto per poi accanirsi contro l'auto del malcapitato, danneggiandola e infine scaricando le proprie ire sul bancomat dal quale la vittima aveva poco prima prelevato dei soldi. Fu arrestato allora dai carabinieri di Feltre. Lo stesso comportamento violento e aggressivo il giovane lo ha poi tenuto durante il suo periodo di soggiorno in carcere, ma la cosa che più ha fatto allarmare sia i compagni di detenzione che gli agenti di custodia sono state le parole di vicinanza espresse dal marocchino verso gli attentatori di Berlino. Giovedì scorso le porte del carcere per lui si sono aperte, ma non per lasciarlo libero qui. Ad attenderlo all'esterno c'era una pattuglia della Polizia di Stato inviata dal questore, che dopo avergli notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto, lo ha scortato fino all'aeroporto di Venezia e imbarcato sul primo volo per Casablanca. I carabinieri di Peschiera del Garda hanno denunciato 2 fratelli che ieri sera a Pescantina, nel Veronese, hanno compiuto un blitz in un centro straordinario di accoglienza dove alloggiano famiglie nigeriane di richiedenti asilo, aggredendo alcuni degli ospiti. I 2 di mezza età e vicini agli ambienti della destra locale sono accusati di violazione di domicilio, sostituzione di persona, interferenza nella vita privata. I 2 hanno forzato la porta della villetta e dopo essersi presentati, uno come poliziotto, l'altro come proprietario dell'immobile, hanno iniziato a filmare con il loro telefonino le stanze e gli ospiti presenti. Uno dei nigeriani a sua volta ha ripreso, mentre altri hanno chiamato il 112. Sulla vicenda la sinistra italiana di Verona ha inviato una nota di condanna per l'azione chiedendo che si ponga fine all'ondata razzista. Tutto questo nel giorno in cui a Como è andata in scena la marcia antifascista nata proprio dall'irruzione degli esponenti Veneto Fronte Skinheads, che nei giorni scorsi aveva provocato polemiche e dibattiti, una mobilitazione organizzata da diverse anime della sinistra con una forte presenza anche dalla nostra regione. Un ultimo messaggio alla famiglia, quello inviato dall'adolescente ritrovato senza vita sui Colli Euganei. Un lungo messaggio inviato ai genitori con il telefonino, un lungo messaggio per chiarire i motivi del suo gesto, ma che lascia ancora tante domande senza risposta a chi non può e non riesce a rassegnarsi. È quello inviato dall'adolescente di Torreglia, il cui corpo è stato ritrovato dai carabinieri in uno strapiombo del Monte Pirio nei Colli Euganei, un messaggio che genitori e fratelli hanno scelto di rendere pubblico tramite il Gazzettino.
È solo che sono un eterno insoddisfatto e indolente, non so che fare, scrive il giovane. Mi dispiace lasciarvi così, è che non so come continuare e piuttosto che persistere nell'infastidire voi, le uniche persone a cui tengo, preferisco andare via io per sempre. Subito dopo l'arrivo del messaggio, la mamma del giovane ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sembra quasi una richiesta d'aiuto, ha detto il padre al quotidiano, perché il figlio fornisce precise indicazioni sul luogo dove si trova. Un particolare, scrive il giornale, a cui il genitore si aggrappa con tenacia. Forse non si è tolto la vita, magari è scivolato. Spara in aria e mette in fuga i ladri, ma il caso dell'anziano di Albignasego finisce in procura. Sentiamo. La notte fra mercoledì e giovedì aveva sparato in aria 6 colpi di fucile per spaventare i ladri che stavano cercando di mettere a segno un furto al bar La Cocinella di Carpanedo di Albignasego. Ora però il 79enne, autore del gesto, potrebbe essere denunciato. Ma se sui social network l'anziano viene già acclamato come un eroe, il suo caso è stato portato in procura. Al momento non risulta aperto nessun fascicolo a suo carico, ma sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Dovrà essere valutato il comportamento del 79enne se agito in modo illecito. Potrebbe addirittura profilarsi il reato di esplosioni pericolose, un'ipotesi che potrebbe costargli una multa di 600 euro, oppure la segnalazione in prefettura che potrebbe ritirargli il fucile. L'anziano aveva agito perché aveva visto i ladri, una banda di almeno 3 persone che stava entrando nel bar con l'intenzione di rubare i videopoker. Dopo gli spari la banda è scappata abbandonando l'auto usata per il colpo, che era stata rubata poco prima a Maserà. Ed ora una storia di ordinaria follia burocratica che ci arriva da Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Sentiamo. Il contatore del gas è stato sostituito e spostato il 17 novembre. Da allora nessuno è più venuto a collegarlo alla rete del metano e ad aprire il rubinetto. Perciò la famiglia Bernardello, 12 persone di varie età, dal patriarca Orazio alla neonata Wendy, da 3 settimane è senza acqua calda e senza gas per cucinare, in pieno inverno. Andare, lavarmi dai vicini, dai parenti, cucinare dai vicini, dai parenti, ma insomma se potesse essere una vergogna 2017 che siamo così, no? Per la doccia con l'acqua fredda è una vergogna. I bambini piccoli hanno bisogno dell'acqua tutti i giorni, calda, e si sono anche ammalati. Bisognerebbe che toccasse a loro, a casa sua, queste cose. È un rubare, è un rubare. Per fortuna la casa è riscaldata da stufe a legna e pellet, che gli stessi Bernardello commercializzano, ma non basta. Noi quando chi mi chiama corremo subito, facciamo le corse per incontrare la gente, ma lo facciamo perché lavoriamo per conto nostro, questi qua, per esempio perché è stipendio assicurato, ora questi qua non lavorano neanche su per la settimana, questi qua. Chi non ha di competenza, organizzarsi, fa manco fare, insomma basta, cambia il lavoro, che cambia il lavoro, tanto cosa stanno a fare? I Bernardello sono quasi di certo vittime di un insopportabile conflitto di competenze. L'ufficio di chi installa il contatore forse non è lo stesso di chi lo deve collegare alla rete del gas. Dopo giorni di telefonate al call center sono sfiduciati. È una vergogna che si ripercuote sulle nostre famiglie, che invece hanno bisogno di vivere in tranquillità, soprattutto in questo periodo di feste, che invece da 20 giorni stanno subendo questo dramma, ripeto, dovuto a una burocrazia insensata. Jessica, hai fatto la letterina per Babbo Natale? Sì. E che cosa gli hai chiesto? Che vorrei farmi una bella doccia con l'acqua calda. Io vorrei che l'acqua calda ritornasse e così posso farmi un bagnetto. Ed ora il caso delle valvole Kirler, un episodio di malasanità che arriva ad un epilogo che a dir poco diventa una beffa per le vittime che devono ora restituire il risarcimento del danno che avevano percepito, tra questi anche un pensionato di Ponte della Priola. Sentiamo. Siamo sconvolti perché vedo cambiare tutto. La mia attività è andata in distruzione. Il signor Renato Munerotto, ex ristoratore di Ponte della Priola, è sconvolto. Sulle sue spalle 70 anni di vita, gli ultimi 17 dei quali segnati dal caso sanitario e giudiziario delle cosiddette valvole Killer. Fu tra coloro che nel 2000 a Padova si videro impiantare una valvola cardiaca difettosa, dello stesso tipo che provocò la morte del padovano Antonio Benvenu. Scoppiato il caso, a tutti gli interessati il Ministero stesso inviò un richiamo per sottoporsi ad un nuovo intervento e cambiare la valvola. Sono stato uno dei primi a rioperarmi. Padova non voleva che andassi a Treviso.
voleva che andassi a Padova e io ho voluto andare a Treviso. Nel 2002 a Treviso l'operazione è l'innesto della nuova valvola che mette fine al problema sanitario ma non a quello giudiziario. Mugnarotto assieme ad altre vittime di quel caso di mala sanità si mettono d'accordo e fanno causa all'azienda ospedaliera di Padova. La vittoria in primo grado obbliga l'ULSS a risarcire le vittime. Al signor Mugnarotto spettano 59.000 euro, ma l'iter va avanti, le tappe giudiziarie arrivano fino alla sentenza della Cassazione del 2016 che ribalta quella di primo grado. Risultato, il risarcimento va restituito. I suoi 59.000 euro, tra interessi vari, sono diventati 73.000, che il pensionato, fortunatamente, anche vendendo alcuni immobili, riesce a restituire. Questo abbiamo messo tutto in vendita per questa faccenda, anche per dimenticare. Oltre al risarcimento, ritornano come un boomerang anche le spese giudiziarie, pesante allegato di una vicenda intricata anche sotto il profilo legale. Renato Mugnarotto e la moglie stanno ancora pagando le rate mensili del loro triste fardello, in tutto altri 35.000 euro. La valvola che si apre e si chiude nel cuore di quest'uomo oggi funziona, ma a che prezzo? Non farei più niente, l'ho fatto per gli altri, che erano le mie condizioni, per gli altri, avvicinarmi a loro, ma non lo farei più. Ed ora la vicenda delle ex popolari venete, la prossima sarà una settimana decisiva, sentiamo. Rimarrà nella storia delle ex popolari venete quello che accadrà la prossima settimana tra Roma e Vicenza. Iniziamo dal Veneto perché martedì nel Tribunale Berico ci sarà l'udienza preliminare per gli 8 indagati del crack di Popolari Vicenza. E questo dopo che la Cassazione ha deciso che la competenza non doveva passare a Milano, pur a seguito di irregolarità riscontrate con la Consob. Attesi migliaia di risparmiatori intenzionati a costituirsi parte civile al probabile processo che verrà stabilito dal giudice venerdì al termine delle 3 udienze già fissate. Questo mentre da lunedì di fatto Veneto Banca e Popolari Vicenza non esistono più, con il completamento della migrazione di poco meno di 1,5 milioni di correntisti a Banca Intesa. Dal Veneto a Roma, con 2 appuntamenti molto importanti per gli azionisti truffati: le audizioni di Vincenzo Consoli e Gianni Zonini in commissione parlamentare e la discussione del fondo a sostegno degli investitori traditi in commissione bilancio. Partiamo da quest'ultima, con i componenti che dal lunedì discuteranno, tra le 1000 variazioni al bilancio statale, anche l'ampliamento del fondo di ristoro per il risparmio tradito. Cercheremo di ampliare quel famoso fondo costruito da 50 milioni di euro. Io ho fatto degli emendamenti per poterlo ampliare a 150, a 250, a 500 milioni di euro. Un percorso, va sottolineato subito, comunque lungo. In maniera tale che i cittadini possano in qualche maniera riuscire nel corso del tempo, forse non domani mattina, ma nel corso dei prossimi 10 anni, riavere i soldi. Ma l'appuntamento che si preannuncia già molto caldo è davanti a Palazzo San Macuto, sede della commissione presieduta da Pier Ferdinando Casini, dove venerdì sono già annunciate manifestazioni di azionisti all'arrivo di Gianni Zonini e Vincenzo Consoli, chiamati a raccontare per la prima volta pubblicamente la loro verità. Portare Zonini e Consoli permetterà in qualche maniera di porre delle domande a queste persone che fino ad oggi non hanno dato risposta a nessuno. Ancora una notizia di cronaca che ci arriva da Verona: un agricoltore di 69 anni è morto ribaltandosi con il suo trattore a San Giovanni Ilarione. L'incidente è accaduto questa mattina nei campi vicino all'abitazione dell'uomo pensionato che si è ribaltato con il mezzo agricolo mentre stava eseguendo alcuni interventi. Altri 2 agricoltori hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo per il 69enne non c'era nulla da fare. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Verona. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione regionale dei nostri TG. Andiamo ora a San Fior nel Trevigiano, dove si trova un giardino di un'abitazione privata che ha battuto ogni record, è il più illuminato d'Italia. Vediamo. Era verso le 5, va acceso tutto il giardino e comincia ad arrivare gente. Ieri sera più o meno sarà passato 2000 persone di qua. È diventata l'attrazione del paese di San Fior. Luci natalizie ovunque, tanto che il giardino di Oscar detiene il record italiano per punti di illuminazione. È un giardino con 70.000 luci, quindi alla sera è illuminato al massimo.
E lo testimoniano queste immagini che danno il senso soprattutto dell'opera di questo singolare appassionato. Ho cominciato con mia figlia che era piccolina, da piccola 2-3 anni, poi un po' alla volta lei è diventata grande, adesso è trasferita in Giappone e adesso lo faccio per gli altri bambini praticamente. E loro apprezzano, affollando ogni sera la strada che porta al giardino luminoso, e il fatto che siano tutti LED ha portato nel tempo ad un bel risparmio sulla bolletta che comunque durante il Natale si appesantisce non poco. Come consumo non ho proprio una quantità esatta, ma penso sui 5 kW di consumo di corrente. Più o meno come 5 lavatrici in centrifuga accese in contemporanea. Oltre alla corrente c'è la spesa per le luminarie vere e proprie. Qui Oscar pare abbia preso spunto dagli acquisti della moglie. E alla fine, poco prima di Natale, dove fanno le svendite, comincio a fare incetta di luci per il prossimo anno. L'anno scorso hanno preso 5.000 di nuove, quest'anno altrettante e ne ho aggiunto altri 10.000. Più qualche oggetto che si vede in giro. Che comunque è nel complesso una bella spesa, ma quello che fa la differenza è l'impresa. La preparazione del giardino e luci circa un mese e mezzo, lavorando 4 ore al giorno. Comincio circa novembre, metà novembre, e finisco dopo la metà gennaio. Le luci rimangono su fino al 7 di gennaio. Dopo l'Epifania. Come dire che in questo caso non le feste ma tutte le luci si porta via, e rimanendo in tema di frasi fatte è proprio il caso di dire che per il giardino più illuminato d'Italia ci vuole buon tempo. E a proposito di festività e di Natale, torna anche quest'anno la nostra rubrica dedicata ai presepi. Potete mandare le vostre immagini della natività agli indirizzi che vedete in sovraimpressione, presepe@antenna3.it oppure utg@antenna3.it, o ancora, se utilizzate il cellulare, il numero è il 349 0541 060 per le immagini via WhatsApp. E siamo raggiunti al termine di questa edizione con il meteo. Purtroppo non ci sono buone notizie in arrivo. La Regione difatti ha decretato lo stato di attenzione su tutto il territorio per una nuova ondata di maltempo che sta per investire il nostro territorio, portando vento forte e nevicate anche a bassa quota e in alcune zone della pianura. Lo stato di attenzione per vento forte è dichiarato dalle 13 di domani, domenica, alle 24 di martedì 12 dicembre, mentre lo stato d'attenzione per quanto riguarda le nevicate è stato dichiarato dalle 13 di domani fino alle 14 di lunedì 11 dicembre e riguarda la possibilità di nevicate anche nelle zone di pianura, nella pedemontana e alle basse quote montane. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio quindi al dettaglio del nostro meteo. A tutti una buona serata, arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Sciabolata artica sull'Italia, a tempo il nuovo peggioramento sulle nostre regioni, anche con neve fino al piano. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto da iniziali condizioni di bel tempo a progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Dalla sera precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso anche in pianura. Vediamo invece le temperature, le massime saranno comprese tra 1 e 4 gradi, valori notturni attesi tra -7 e -2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma anche in questo caso dalla sera si copre ovunque con precipitazioni localmente nevose anche in pianura. Temperature massime comprese tra 3 e 7 gradi, valori notturni tra -5 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, ma anche in questo caso dal pomeriggio sera peggiora ovunque con nevicate diffuse anche forti nel corso della nottata. Sarà una giornata di ghiaccio ovunque con temperature sotto lo zero per tutto il giorno, massime tra -2 e -3 gradi, minime tra -12 e -9 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti moderati sud-occidentali sulle zone costiere molto forti al largo.
Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.